Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. La linea a te, Antonino. Grazie Andrea, buon lavoro anche a te, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata di oggi, mercoledì 5 giugno dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, visitate radiolibertà.net, il nostro bellissimo sito che è diventato anche un giornale online, quindi troverete gli editoriali del nostro direttore Giovanni Sallusti, ci sono le firmissime, tra cui anche Vittorio Feltri con il suo bellissimo premio Bamba, e poi ci siamo anche noi con le nostre pillole, il meglio delle nostre trasmissioni. Io devo dire la verità, ammetto che oggi dopo Liberamente dovrei prendermi il bicarbonato di sodio, non per Giovanni, ci mancherebbe pure, per il direttore Giovanni Sallusti, che invece da par suo ha commentato il fatto, ma per il fatto appunto che ha raccontato, perché io sono stato una guida turistica al Duomo di Milano, quindi mi sento particolarmente colto sul vivo e punto sul vivo dall'idiozia di quello che è accaduto oggi e di cui Giovanni giustamente vi ha ragguagliato e vi ha anche presentato la gravità del fatto. Sì, sottomissione a Milano, io sono pienamente d'accordo con tutto quello che lui ha detto nel corso di Liberamente, ma c'è dell'altro. C'è il lato comico della faccenda. Per favore Andrea, puoi proiettare questa fotografia che ti ho mandato? Ora voi vedrete la fotografia della facciata del Duomo di Milano. Questo fenomeno di Apuzzo qua, di Alleanza Verdi e Sinistra, non è stato nemmeno in grado di mettere la bandiera palestinese dal lato giusto, perché l'ha messa a testa sotto e sottosopra, perché in realtà il triangolo rosso va dalla parte dell'asta e non così. Così la bandiera è messa sottosopra, esattamente come quando fanno i meme con la Meloni o con Salvini a testa in giù, no? Contro il risorgente fascismo. Beh, hanno fatto il meme fascista con la bandiera palestinese. Aggiungerei anche un'altra cosa, ora tra un poco la vedrete questa immagine. Apuzzo è completamente ignorante di storia. È così ignorante di storia che non sa che il suo gesto è durato i 15 minuti di celebrità garantiti e promessi da, come si dice, garantiti e promessi da Andy Warhol. Non sa invece che dal 1953, se voi guardate la facciata del Duomo, in alto a sinistra c'è una bellissima, come si dice, c'è una bellissima vetrata che è stata fatta da un artista ungherese morto di recente, János Sajnal. Eccola qua la fotografia, guardate. Ha messo la bandiera palestinese sottosopra. Manco sapere come, da che lato si appende la bandiera palestinese, ma lasciamo stare. Dicevamo, dal 53, se voi guardate la facciata del Duomo, sul lato sinistro c'è una bellissima vetrata che è stata fatta da questo artista János Sajnal e rappresenta la sinagoga con la stella di Davide, perché sul frontale, sulla facciata del Duomo di Milano, ci sono 3 vetrate che fece lui negli anni 50 che completano il ciclo delle vetrate e naturalmente queste raccontano il cattolicesimo. Se non ricordo male c'è la Chiesa, la Trinità e poi la sinagoga, proprio perché essere cristiani significa anche essere in continuità, sia pure in rottura, con i nostri fratelli maggiori che sono gli ebrei. Un'altra cosa, questo signore manco si è accorto che ha appeso l'immagine qua, la bandiera della Palestina, praticamente sotto la guglia di Primo Carnera. Primo Carnera che era supportato dagli scalpellini e dalle maestranze del Duomo di Milano, della veneranda fabbrica del Duomo di Milano, ed era uno dei simboli dell'Italia fascista, pur essendo lui un antifascista, ma Mussolini se ne appropriò per i suoi fini. E tra l'altro c'è anche il faccione di Mussolini sul Duomo di Milano, ma lui non lo sa.
Lui non sa niente del posto dove è stato, non sa niente del valore di testimonianza cristiana, al di là dei segni che la storia vi ha lasciato, il valore di testimonianza cristiana che ha creduto di deturpare o comunque che ha creduto di utilizzare come strumento per una banale polemica elettorale e più che altro per fare propaganda a un movimento di assassini e tagliagole quale Hamas. Lui non sa niente, per esempio, del fatto che questa è una chiesa dedicata a una donna ebrea, la madre del Salvatore, alla Madonna. Lui non ne sa assolutamente niente di tutto questo e non sa che quelli di Hamas alle donne, specie se ebree, quello che hanno fatto il 7 di ottobre, beh, lo sappiamo tutti quanti. Lui non lo sa, però è andata ad appendere questa cosa. Lasciamo perdere. Va bene, cominciamo la nostra trasmissione. Oggi, grazie a Giovanni per le sue parole, perché veramente è stato quanto mai preciso e, ripeto, io lo condivido in tutto e per tutto. Per quanto l'idiozia del gesto commesso da questo signore mi costringerà a prendere il bicarbonato, ma questa è un'altra storia. Veniamo a noi. Giorgia Meloni ha presentato un esposto all'antimafia sull'immigrazione. Perché? Perché può darsi che ci sia una manina delle mafie, soprattutto sui visti. No, non abbiamo tempo purtroppo per le telefonate stasera, caro Andrea. Per cui niente, adesso ascoltiamo che cosa mi ha detto il nostro Felice Manti. Commentate la trasmissione al 340 670 9659. Andrea, quando sei pronto andiamo con Felice Manti. Allora, io ho il piacere di ritrovare un amico, oltre che un valente collega inviato di Il Giornale, Felice Manti. Felice, intanto grazie del tuo tempo. Poi stamattina tu sei su Il Giornale con un intervento molto interessante, perché la Premier Meloni è andata a denunciare, anzi ha presentato un esposto alla procura all'antimafia, chiedo scusa, all'antimafia, e in particolare il problema è che a partire dalla regione Campania, ma poi anche nel resto di tutta Italia, c'è qualche manina che probabilmente è delle varie mafie che vivono e prosperano in questo paese, che hanno scoperto che si campa e si fanno buoni affari con gli immigrati, fregando la legge dello Stato. Ce la spieghi un po' meglio, per favore? Sì, allora, la legge Bossi-Fini prevede che hanno diritto ad entrare regolarmente in Italia coloro che dimostrano l'interesse di un imprenditore ad assumerli con un contratto, ok? Per Sì. cui si fa questo click day in cui fondamentalmente dovrebbe incontrarsi la domanda degli imprenditori di manodopera straniera e l'offerta di questa manodopera da parte di appunto alcune diciamo, popolazioni più coinvolte di altre in questo genere di operazione. Quello che la Meloni ha denunciato ieri è che fatte 100 le richieste presentate dal Bangladesh, solo il 3% poi si trasforma effettivamente in un contratto di lavoro in Campania. Il che vuol dire che 97 persone del Bangladesh che arrivano in Italia regolarmente poi ci restano clandestinamente. Ok? Cosa succede? Succede che la Meloni ipotizza il fatto che dietro questi 97 posti su 100 che restano di fatto scoperti, questi click, questi accessi, questa possibilità di entrare regolarmente sul nostro territorio venga, diciamo, retribuita con cifre che oscillano intorno ai 15.000 euro a pratica. Ora il Premier solleva l'ipotesi che dietro questa cosa ci siano le organizzazioni criminali della criminalità organizzata, vale a dire mafia, camorra e 'ndrangheta, e lo fa banalmente perché siccome queste tre organizzazioni fanno il bello e il cattivo tempo in Campania, Sicilia e Calabria, e il ragionamento dal suo punto di vista è logico. Ecco perché ha investito la Procura Nazionale Antimafia di queste vicende, perché vuole vedere se per caso questa sua intuizione ha già dei riscontri. Ma come scrivo oggi sul giornale, una parte di questi riscontri di fatto c'è già. Perché? Perché come abbiamo documentato noi del giornale, prima con
il collega Giuseppe De Lorenzo e poi con un'inchiesta che ho firmato io stesso, sono almeno 4 anni che esiste un mercato di falsi visti che proviene fondamentalmente da 3 realtà: il Bangladesh, lo Sri Lanka e il Pakistan. Quindi esiste già un meccanismo di forzatura del visto d'ingresso regolare che avviene molto probabilmente con la complicità del personale delle nostre ambasciate e dei nostri consolati in questi 3 paesi, che fondamentalmente si appropriano ingiustamente di una serie di visti. Il visto è banalmente uno sticker, un adesivo che si attacca al passaporto. Questi sticker vengono venduti e di conseguenza tu con questo passaporto hai il visto per entrare in Italia, ma non solo in Italia, in tutta l'area Schengen, quindi in tutta Europa, più in tutti i paesi che hanno aderito al Trattato di Schengen e quindi sulla libera circolazione delle cose e delle persone. Per cui è plausibile pensare che assieme a questo meccanismo che denuncia la Meloni sia a monte una tratta di questi visti e di questi permessi di lavoro o permessi di ingresso mascherati da diritto allo studio, per cui il personale consolare delle nostre ambasciate, dei nostri consolati in queste 3 nazioni, ripeto, Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh, ma anche in altre nazioni, artatamente gonfiano il numero degli ingressi, ipotizzando che queste persone che vogliono entrare vogliono appunto studiare e o lavorare. Cosa succede quindi? Succede che non basta l'immigrazione clandestina con i disperati che pagano migliaia di euro per fare la tratta partendo dalla Libia o dalla Siria per poi attraccare in Sicilia, in Calabria e purtroppo sempre meno, o per fortuna sempre meno in Puglia, ma esiste anche questo meccanismo di distorsione di una legge italiana per cui dentro queste ambasciate, dentro questi consolati, come dimostra le inchieste di cui ci siamo occupati e come dimostra il fatto che la Farnesini ha preso seriamente a cuore questa vicenda l'anno scorso con un importante repulista nel personale consolare di questi 3 paesi, ci sia questo mercato, che ci sia dietro la criminalità organizzata o meno. Questo è un dato che ovviamente noi non possiamo, diciamo, di cui non possiamo disporre con certezza, però è altamente ragionevole. Perché? Perché come insegnano alcune recenti inchieste di criminalità organizzata, quando questi disperati arrivano in Italia legalmente o illegalmente, regolarmente o apparentemente regolarmente o irregolarmente, questi soggetti che non hanno lavoro, che non hanno casa e che sono vittime di questi meccanismi, di questi mercanti di uomini, finiscono inevitabilmente a gonfiare l'esercito dei soggetti che, gestito dalla criminalità organizzata, si occupa delle basilari operazioni, diciamo, di economia illegale di questo paese, vale a dire traffico di droga, traffico di armi, prostituzione o riciclaggio attraverso i famosi negozietti, ok? Di cui abbiamo forse già anche parlato. Per cui No, cosa dei succede? negozietti no, però a questo punto allarghiamo anche a questo punto questo. Cosa fanno i questi 5 negozietti? minuti. Fondamentalmente i piccoli negozietti, come l'economia cinese insegna, ma anche questi negozi del Bangladesh, sono lavatrici perfette per il riciclaggio dei proventi del narcotraffico. Mi spiego meglio. Dal narcotraffico si ipotizza che entrino nelle casse delle organizzazioni criminali diverse migliaia di euro al giorno in contanti. Queste migliaia di euro al giorno in contanti rientrano nell'economia legale attraverso false fatturazioni, quindi il falso acquisto di beni e servizi. Può essere la bottiglia d'acqua nel negozio del Bangladesh, può essere il vestito del negozio cinese, può essere il caffè o il quotidiano nel bar o nell'edicola, sempre più gestita da persone non di etnia italiana ma cinesi, arabi o pakistani o del Bangladesh. Per cui in buona sostanza il giornale non si muove da lì, il caffè non si muove da lì, per la prestazione si paga una cifra che in realtà non arriva dalle tasche dell'ignaro contribuente, ma arriva dalle casse del narcotraffico. Per cui un euro guadagnato con narcotraffico diventa un euro che giustifica un caffè. Su quest'euro ci si pagano le commissioni, si pagano le tasse, si paga quello che si deve pagare.
e il resto è di fatto economia liberata. Quindi i capitali del narcotraffico vengono immessi nell'economia legale attraverso questi meccanismi. Per cui, come vedete, sono tutti ingranaggi di un sistema molto complesso che ha in mano la criminalità organizzata, in cui non solo queste persone fanno un lavoro di traffico di sostanze stupefacenti, prostituzione o altro, ma utilizzano anche questi esercizi, questi piccoli negozietti, queste partite IVA che nascono e muoiono molto velocemente, soprattutto quelle cinesi, il 50% sparisce nel giro di 2 anni, servono anche a movimento del denaro. Quindi siamo di fronte a un grandissimo business. Ora faccio una piccola premessa, poi ti restituisco la parola. Quando il centrodestra, legittimamente anche il giornale, diciamo, si batte contro l'immigrazione clandestina, non è solo un fatto, diciamo, di natura migratoria, no? Ma è anche soprattutto un fatto di questione di sicurezza, perché poi questi soggetti che arrivano non solo fanno parte di queste organizzazioni criminali, una grossa parte, ma una buona parte non fa parte di queste organizzazioni criminali e di fatto delinque, perché sono persone senza identità, senza casa, senza beni, che hanno lasciato certamente situazioni di grande disagio e di grande diciamo, pericolo e di grande insicurezza e di grande degrado, che arrivano qui e ovviamente devono pur mangiare, devono pur campare, hanno anche i loro diciamo, diritti e i loro bisogni, e quindi in qualche modo devono arrangiarsi. E questo aumenta la platea di soggetti che sono tendenzialmente più propensi di altri a delinquere. Quindi tutto il problema dell'immigrazione clandestina non può limitarsi soltanto al contrasto dei traffici di uomini, ma soprattutto delle ricadute che questa enorme massa di soggetti senza identità, che arriva legalmente o apparentemente legalmente o illegalmente in Italia, poi una volta che arriva si perde, non c'è più il controllo di questi soggetti. Questi soggetti sono fondamentalmente anonimi o con più identità e sono fondamentalmente liberi di fare qualsiasi tipo di reato. Penso alle rapine in villa, penso alle aggressioni, penso alle baby gang, penso a tante altre situazioni che in questi anni abbiamo verificato di persona, per esempio altri diciamo vicende di violenze di gruppi, di scontri tra bande, tra gang, eccetera, eccetera. E quindi di fatto qual è il problema? Il problema è che questa immigrazione incontrollata ha una ricaduta certamente sotto il profilo della popolazione, diciamo, della tra virgolette invasione, come qualcuno ama definirla, ma certamente sotto un profilo della sicurezza pubblica e della diciamo potenziale arricchimento che le mafie hanno da questa enorme massa di soggetti per questi motivi che siamo detti, perché questa gente spaccia, questa gente ruba e confluisce questi capitali attraverso questo riciclaggio, contaminando anche l'economia legale. Noi non ce ne accorgiamo, ma purtroppo è così. Per cui la denuncia della Meloni è altamente interessante perché va a toccare profili che non sono esclusivamente, diciamo, di tenuta dell'equilibrio di un paese, perché poi questa gente poi giustamente, legittimamente ha accesso alle cure e ha accesso al nostro welfare, ma anche un problema di ordine pubblico, di cui ogni tanto ci si dimentica. Esatto, e questo è un tema che peraltro molto spesso viene messo dall'altra parte, però scusami, Felice, da un lato va bene l'esposto da parte della Meloni, però la Meloni è il Presidente del Consiglio, cioè a maggior ragione che tipo di riforma dovrebbe essere fatta in tema di immigrazione? Allora, il fenomeno migratorio non è un fenomeno che tu puoi, diciamo, deliberatamente controllare, è un fenomeno che tu puoi, diciamo, a fatica, se vogliamo, governare. Ok? Allora, esiste Ok. un problema oggettivo di manodopera, cioè in questo paese manca la manodopera, per cui c'è un bisogno di un certo tipo di lavoratori. E siccome questo è un paese molto vecchio, in cui la gente esce anche tardi all'università, in cui la gente preferisce specializzarsi e avere alte specializzazioni, la bassa manovalanza, diciamo il lavoro per esempio la famosa gig economy, quindi i famosi lavoretti, ma banalmente anche muratori, quelli che guidano i camioncini, i padroncini, i semplici operai, gli idraulici, falegnami, tutti i lavori diciamo banalmente artigiani, sono di fatto senza come dire, una platea di soggetti interessati a coprire queste posizioni. Quindi esiste una domanda di manodopera
a bassa, media specializzazione, che l'immigrazione può, come dire, a cui l'immigrazione può rispondere, immigrazione legale. Quindi non si può pensare che questo sistema della Bossi-Fini viene in Italia solo se il lavoro sia sbagliato. Certamente vanno fatti dei correttivi, come la Meloni ha detto di voler fare. Qui però il tema è che, siccome la burocrazia rende sempre tutto più complicato, si è capito che questo sistema è fallace, perché è possibile penetrarlo sia virtualmente attraverso questo meccanismo di click day, sia fisicamente attraverso, questo è un passaggio che è importante, va detto, la complicità del personale locale delle nostre ambasciate in Bangladesh, in Pakistan, nello Sri Lanka, ma anche in altri paesi, perché questa è una cosa che non si sa e che invece noi abbiamo scritto. Il personale che lavora nelle nostre ambasciate, nei nostri consolati all'estero, arriva da lì. La selezione di questo personale avviene con delle modalità che non sono sempre efficaci sotto certi punti di vista. Questi soggetti che poi lavorano per le nostre università, le nostre ambasciate, i nostri consolati, nel corso del tempo maturano anche elementi di cittadinanza italiana e di conseguenza sono a loro volta veicolo di ingresso legale di soggetti che diciamo, godono della cittadinanza italiana di questi soggetti e quindi diciamo, di fatto maturano la possibilità di venire a vivere e lavorare nel nostro paese. Certamente uno degli elementi su cui la Meloni dovrà intervenire, ma Tajani su questo in passato è stato molto chiaro, è la capacità di selezione di questi soggetti, soprattutto nelle zone più delicate, perché poi c'è un altro elemento che noi ci siamo dimenticati. La Procura Nazionale Antimafia con Giovanni Mirillo non si occupa solo di antimafia, ma si occupa anche di antiterrorismo. Qui la questione che a molti è sfuggita è che i jihadisti, coloro che vengono a farci la guerra in Europa, spesso e volentieri potrebbero aver utilizzato questi escamotage, aiutati certamente dalla criminalità organizzata, per entrare legalmente nel nostro paese. In più di una circostanza si è visto anche in passato soggetti che si sono resi protagonisti di alcuni attentati in Europa, Berlino, Molenbeek, mi vengono in mente questi, Barcellona, sono spesso e volentieri transitati nei nostri paesi, nel nostro paese, attraverso un'immigrazione più o meno legale o illegale. Quindi esiste un problema anche di sicurezza europea, perché questi visti e diciamo, questi permessi di lavoro consentono l'ingresso di questi soggetti non solo in Italia, ma in tutta l'area Schengen. Quindi se l'Italia venisse fuori, che è la backdoor del jihadismo islamico, attraverso meccanismi, ripeto, apparentemente legali, qui avremmo un grosso problema, non solo a livello di sicurezza italiana, ma a livello di sicurezza europea. E questo mi dispiace, devo dirti questo, potevo lasciarti. Sì. È l'aspetto che che dà più, diciamo, fa più riflettere. La sinistra in questi anni ha evidentemente assistito a questo mercimonio di permessi. Ripeto, la prima denuncia del giornale è del 2021, quando al governo c'era il centrosinistra e poi il governo giallorosso e poi Draghi, no? Ma ovviamente questi sono meccanismi che sono avvenuti anche in passato. La sinistra non solo non ha fatto nulla per impedire queste vicende qua, ma oggi sottovaluta il pericolo di questa, diciamo, contaminazione, di questo allarme versione che naturalmente scaturisce da queste vicende. E ieri l'onorevole Serracchiani, responsabile di giustizia del PD, dice che bisogna evitare le strumentalizzazioni e bisogna evitare che questa roba qui crei delle speculazioni e un clima di odio nei confronti dell'immigrato. Non c'è nessun clima di odio. Qui non è che se io dico che sono contro l'immigrazione incontrollata, io sono contro l'immigrato. Io sono contro il fatto che dietro questo soggetto apparentemente neutro potrebbe nascondersi un jihadista che domani mattina può attentare alla mia vita, alla tua vita anche, Deborah Serracchiani. Quindi qui il problema è che la sinistra ancora una volta subordina quelle che sono le sue esigenze elettoralistiche di ritillare l'immigrazione, diciamo, tutta questa idea di questa società aperta che come modello, diciamo, culturale, si vede anche in Francia, ha fallito, perché siamo in campagna elettorale, a dispetto di un pericolo oggettivo e reale della sicurezza del nostro paese e di tutta l'Europa,
evidentemente la sinistra non riesce a vedere, riesce a percepire, e questo è un grosso problema, perché siccome siamo in campagna elettorale non si possono dire le cose come stanno, ma bisogna sempre piegare queste dinamiche alle proprie esigenze elettorali. Io oggettivamente, di fronte al rischio che questi soggetti che arrivano in Italia legalmente possono attentare alla nostra sicurezza, il fatto che tu ti nascondi dietro l'idea che comunque l'immigrazione incontrollata e clandestina che tu, diciamo, insegui elettoralmente sia comunque buona a prescindere, io lo trovo un po', diciamo, mettiamola così, perché un partito che ha governato questo paese, che dovrebbe avere l'intelligenza di comprendere come si governano i fenomeni, di fronte a queste situazioni, diciamo, subordina sempre l'interesse elettorale, politico, all'interesse di tutta la collettività. E questa è una cosa molto, molto spiacevole. E credo che non ci sia altro da aggiungere. Felice, grazie del tuo tempo e avremo modo di risentirci presto. Grazie a te e ai tuoi ascoltatori per la pazienza. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. A voi la linea. Questo è ovviamente sempre Zoom sulle magiche onde di Radio Libertà. Le 18:40 in questo momento. Antonino Danna e Antonio Zennaro al telefono. Pronto Antonio, ci sei? Antonino, buonasera a tutti gli amici di Radio Libertà. Ci sono, connesso, in linea, operativo. Perfetto. Allora Antonio, stasera abbiamo una puntata a sorpresa. Qual è il tema? Stasera la puntata è a tema, cioè nel senso che il tema sarà la fine dell'era del denaro facile. Comincia a mostrare i suoi effetti la domanda di Schroeder, analista, insomma, banca di investimento. Denaro facile è finito? Continua l'inflazione? Cosa sta succedendo? Consumatori sempre più in difficoltà? Famiglie ovviamente attaccate da un'inflazione che, se anche non si vede sui tassi di interesse, però c'è nella realtà. Quindi questo è un po' la fine del denaro gratis, anche se non è mai stato gratis. Qualcuno mi potrebbe obiettare, ha ragione, assolutamente sì. Il tema è tutto legato a cosa farà domani la Banca Centrale Europea. Inizierà un percorso di diminuzione dei tassi di interesse o sarà solo un taglio di un 0,25 come qualche analista sta prevedendo e poi si fermerà? Cosa accadrà? Questo è il vero tema, Antonino, che ci attanaglia ormai da mesi. E quindi dovremmo fare un po', secondo me, stasera, quei pochi minuti che ci abbiamo con i nostri ascoltatori, sviluppare un po' di concetti. Perché? Perché i tassi di interesse non sono tutto. I tassi di interesse è vero che sono legati a tantissime cose, come la remunerazione dei conti correnti, ma anche al tasso che io mi vado a indebitare quando chiedo un prestito, come un mutuo, quindi economia reale. Ma c'è anche un altro tema legato all'inflazione. Quindi tutte variabili che non sono nel controllo degli stati, però dove gli stati poi devono rispondere. Quindi si inserisce anche il tema della vigilia del voto alle europee. Certo. Che, lo ricordiamo, è sabato e domenica. Che lo ricordiamo a chi magari dice io me ne resto a casa, ma ha implicazioni anche economiche. Perché? Perché l'Unione Europea nasce soprattutto come comunità economica europea, ok? C'è un patto che si crea soprattutto, prima di tutto, in ambito economico. Quindi se non consideriamo questo fattore qua, non è un'unione, nasce politica, no? Dopo si è arrivati al Parlamento europeo, alla Commissione, ma è una unione che nasce soprattutto per finalità di mercato unico europeo, con tutti poi i problemi o anche pregi che ne possono arrivare. Allora il tema è, Antonino, vediamo quale sarà la mossa della BCE, vediamo cosa sta accadendo negli Stati Uniti. Ormai ci sono tutti i segnali di rallentamento della locomotiva americana, lo ricordiamo, la principale economia mondiale,
perché fondamentalmente i dati sono leggermente negativi. PIL reale primo trimestre rivisto a ribasso, spesa reale dei consumatori è rimasta negativa in aprile, ribasso anche il trimestrale dei salari, nuovi ordini manifatturieri in diminuzione, in contrazione, indice degli ordini levati del settore manifatturiero è sceso 42,4, contrazione rispetto ai 2 anni precedenti, quindi l'economia sembrerebbe americana sta fermando. È anche vero che sono tutti in attesa di cosa accadrà alle elezioni americane del presidente, che è un fattore politico ma incide sull'economia. Oggi devo dire che c'è stato un grande endorsement da parte del candidato presidente, il 45esimo presidente, che è stato Donald Trump, al vice premier Matteo Salvini, quindi insomma temi di geopolitica importanti che non possiamo non considerare. E quindi c'è questi vari temi, no? Oggi ne ho parlato su un articolo su Money.it, aumenterà notevolmente anche la cosiddetta volatilità sui mercati, perché troppi fattori di incertezza, tassi, geopolitica, andrà al voto anche l'Inghilterra, Unione Europea, America, Russia, conflitto con l'Ucraina, Medio Oriente sempre in tensione, tutti questi temi ovviamente creano tensione al cosiddetto mixed market e quindi Antonino ovviamente incertezza. Consiglio ovviamente a chi è molto esposto con i portafogli di cominciare a prendere delle coperture, chi non è esperto magari ti può far consigliare da un consulente finanziario iscritto all'albo di avere magari un portafoglio un po' più dimensivo, soprattutto se è arrivato da 2 o 3 anni dove c'è stato un rally importante, dove si è guadagnato molto, forse è il momento di essere un po' più conservativi. No, meglio non sfidare mai la sorte, soprattutto la sorte avversa dei mercati finanziari. Questo è un po' quello che si può dire, raccontare, analizzando quello che sta accadendo sul mercato, però vedete la sfida, Antonino, delle prossime elezioni europee è fondamentale. Io non voglio fare una questione politica, ma è sicuramente anche una questione economica. In base all'orientamento che prenderà il prossimo Parlamento europeo, si determineranno diverse anche politiche economiche europee. Automotive full cinese, no? Se ne parla, sì, qualche grosso produttore, noi l'abbiamo ricordato qui varie volte, sembrerebbe voglia diventare, trasformarsi da produttore, da manifatturiero, a semplice marketer, di diventare una piattaforma di vendita, quindi usare tutte le concessionarie italiane per fondamentalmente vendere prodotti cinesi. Non è una cosa da poco questo. Altro tema, quindi c'è tutto il tema della digitalizzazione, che scelte vogliamo fare sul digitale. C'è il tema legato all'intelligenza artificiale, anche in finanza questo ha grosse ripercussioni, anche se non credo che verrà mai eliminato il fattore umano, non credo che il robot possa eliminare poi la creatività e la specializzazione di un consulente finanziario. Perché? Perché comunque c'è sempre un fattore umano e ogni persona ha una situazione diversa dalle altre. Quindi assolutamente l'intelligenza artificiale deve essere al servizio delle persone e non contro, Antonino. Quindi diciamo un menù molto articolato di questo 2024 che potremmo definire storico, un 2024 di, se vogliamo, uno degli ultimi 30 anni, forse uno degli anni più importanti, sia per l'economia, per la politica, di destino. Determinerà il destino dell'Occidente, quindi Stati Uniti, Europa, per i prossimi anni a venire. Quindi, se uno resta a casa, si gira dalle altre parti, mi viene in mente, me racconta sempre, l'ho visto io, un mio vicino di casa che quando c'era la finale dei mondiali del 2006, invece di guardare la partita, se ne stava bello a tagliare l'erba, libero di farlo, no? Però ci sono momenti storici in cui bisogna essere parte attiva, non puoi dire che ti sei voltato dall'altra parte, perché poi devi prenderne le conseguenze. Quindi, cari amici ascoltatori della Libertà, essere elettorale, presentarsi al voto è fondamentale.
parliamo delle nostre tasche. L'Unione Europea, il Parlamento Europeo decide in maniera diretta, a potere diretto, altro che l'Europa non comanda. Qualcuno dice, vabbè, c'è tutto il tema sulla sovranità che non puoi entrare, no? Se no, Antonino, apriamo, no? Però direi di no. Assolutamente c'è un impatto diretto sulle nostre tasche. Quindi se uno ha un orientamento, è giusto che se vuole un'Europa cinese, sul modello cinese, sul modello io lo chiamo comunismo 4.0, non ho problemi, è quello che c'è in Cina, no? Cioè, niente, bandiere certo. rosse, però no, è un modello comunismo 4.0, se no, se si vuole ritornare alla centralità dell'uomo, alle libertà fondamentali dell'Occidente, le libertà economiche fondamentali, tutela della casa come patrimonio indissolubile tra territorio, persona e anche ambiente e circostanze, le identità, vedo che c'è più di qualche new entry di candidature che parla, devo dire anche molto bene, di identità, di temi legati all'identità culturale. Insomma, penso che l'Italia sull'identità ne ha fatto un brand mondiale, tra i più riconosciuti al mondo, si chiama Made in Italy, quindi siamo in certi settori i più bravi al mondo a fare determinate cose. Ha un impatto economico questo? Tonino, sì, per miliardi e miliardi di euro. Quindi distruggere tutte le diversità, le peculiarità del DNA dell'Italia, insomma, io aspetterei prima, cioè se questo comporta perdere mezz'ora per andare al seggio e votare, penso che ne valga la pena e non girarsi dall'altra parte. Qualcuno dice sono preoccupati perché non si voterà, ma guardate, non fa differenza molto alla fine che si voti il 40%, che voti il 51%, il 53% dell'affluenza, lo sappiamo tutti, non conta chi va a votare determina poi la rappresentanza, appunto. Può anche andare a votare una persona, quindi se qualcuno pensa di dare il segnale perché nessuno va a votare, fa il gioco di chi vuole un comunismo 4.0. Sempre meno democrazia, sempre più elite, sempre più dominio delle forze grosse, corporation economiche, si ritorna a quello che all'epoca delle compagnie, no? Lo ricordiamo, compagnie delle Indie, compagnie Indocina, insomma, quando c'erano grosse corporation che si muovevano a 360 gradi, addirittura c'erano pure mini eserciti, stati al servizio delle corporation, e forse questo è un modello che porta solo a danni, guerre, distruzione, invece un back to identità, territorio, rispetto delle tradizioni, della cultura, dell'identità, penso possa essere un punto di forza in un momento in cui le identità si annullano, anche economiche, Antonino, attenzione, se noi ci annulliamo e diventiamo come fossimo, non so, un centro commerciale che può essere in India, come può essere in Indocina, come può essere a Buenos Aires, siamo tutti uguali, perdiamo la nostra forza, la nostra identità, quindi non vale più niente l'Italia, quindi attenzione. Quindi il messaggio che lasciamo un po' più, tra virgolette, questa sera politico, no? È di andare a votare per chi vuole più Italia, non abbiamo paura di dirlo, meglio, c'è sicuramente chi porta avanti un'idea di più Italia. Questo non vuol dire essere in contrapposizione, vuol dire essere forti e consapevoli della propria storia, cultura, tradizione, che è, insomma, millenaria, bimillenaria, se non di più, civiltà, insomma, nata sotto questi territori. Basta, io mi trovo stasera a casa mia, ho qui davanti una villa romana di 2000 anni, e quindi insomma testimonia che l'Italia, insomma, ha un patrimonio storico-culturale che non è che può essere distrutto perché dobbiamo tutti essere uguali dappertutto. Insomma, riconoscere la nostra identità, Antonino, è un punto di forza. Radio Libertà porta avanti ovviamente una libertà proprio dell'essere umano nelle anche opinioni, tante opinioni che non trovano casa, ad esempio sul mainstream. Insomma, fare un ragionamento di questo tipo penso che si durerebbe scarsi 20 secondi, e non ho fatto nessun ragionamento, no? Ho detto vota il partito Y, ho parlato male del partito, cioè non sto facendo un ragionamento generale, e questo è proprio legato alle libertà che abbiamo oggi noi
dobbiamo difendere in Occidente, quindi attenzione a modelli di comunismo 4.0 molto pericolosi, e autoritarismo insomma non porta mai risultati anche economici, perché poi alla fine bisognerebbe vedere poi cos'è vero, cosa non è vero, cos'è poi la concretezza, no? L'Occidente si basa sulla difesa della proprietà privata, e penso sia un diritto innegabile. Dopo, se qualcuno vuole farsi mangiare gli insetti, se li mangiasse, poi se poi stanno male, fatti loro, insomma, ma non possono imporci una nuova civiltà, non ci possono formattare, insomma. Io mi mangio a carbonara, amatriciana, e se loro si vogliono mangiare gli insetti facessero quello che gli pare, ma non mi possono obbligare. Senti Antonio, però il punto è questo: mentre per l'Europa ce la giochiamo a partire da domani, perché le elezioni si aprono nel continente da giorno 6, noi voteremo l'8 e il 9, mancano però 5 mesi fino alle elezioni americane. Secondo te quale può essere un buon investimento d'attesa? Ma allora, sicuramente non diamo consigli di investimento, però in situazioni di incertezza sicuramente l'obbligazionario di Stato. Noi siamo sempre stati da 3 anni, da quando facciamo questa trasmissione, ne abbiamo sempre parlato bene, e devo dire, se qualcuno avesse puntato sui BTP, alla fine non si può lamentare, no? Dei rendimenti, stessa cosa su obbligazionario, cioè titoli corporate di imprese importanti, solide, con buoni conti economici, con buoni stati patrimoniali e basso debito, sicuramente sono una garanzia in un momento di incertezza, e poi una logica di diversificazione. Non posso avere tutte le uova in un unico paniere. Faccio un esempio: posso puntare tutto sul mercato, faccio un esempio, americano, magari sulla borsa americana, perché magari domani mattina la borsa americana può avere un down, perché non so, in America le elezioni non si sa chi ha vinto, sto facendo un esempio, o imbroglia, insomma, ci può succedere di tutto di più, no? È sempre un'elezione, abbiamo già visto quando ci fu Bush, no? E Al Gore. Quindi incertezza, quindi essere diversificati, e se non si è diversificati cercare una diversificazione, secondo me, su obbligazionario, su titoli più anche difensivi se qualcuno vuole stare sull'azionario, ad esempio salute è sicuramente un tema, ma anche se infrastrutture, no? Garantiscono anche se vogliamo anche tutto il tema legato all'elettricità, alle multi-utility. Oggi non vedo grossi cambiamenti all'orizzonte, quindi sicuramente su titoli più difensivi in questa fase, magari rispetto a intelligenza artificiale, che ha corso molto, quindi forse lì se uno ha guadagnato, non può essere 100% sull'intelligenza artificiale, molto rischioso sarebbe. Quindi una logica di diversificazione su settori un po' più tranquilli, per poi vedere nel frattempo cosa accadrà. Chi ad esempio ha preso le posizioni sull'oro sicuramente si è trovato bene in questi mesi. Ecco, questo è un po', Antonino, un po' di attesa. Sì, c'è un po' di attesa, perché comunque, come abbiamo detto, i temi sono critici, cioè possiamo non, c'è anche tutto il tema sui dazi, sull'automotive, cioè l'automotive europeo che fine farà? Cioè, questo è un tema, non è che è una cosa. Poi Trump che politiche adotterà? È vero che Trump, però anche sul tema rapporto tra Russia, Taiwan, geopolitica, è vero che nel suo mandato, nei 4 anni, non c'è stata nessuna guerra, però si andrà verso la fine delle guerre o si andrà verso un'escalation? Ancora non lo sappiamo, no? Quindi magari Certo. Biden, vince Biden, forte del mandato, potrebbe anche magari fare un'escalation in Ucraina. Quindi io quello che suggerisco di farsi aiutare per chi non è in grado, chi invece è più esperto, di andare un po' più sul difensivo. Questo, Antonino, è un po' il messaggio che diamo a chi ci ascolta da casa, che vuole stare un po' tranquillo, Benissimo, allora noi adesso chiudiamo. Antonio, noi ci ritroviamo il 12 di giugno allora. Assolutamente sì. Ancora 3 puntate, poi il 26 si chiude questa stagione di Zoom. Noi in realtà chiudiamo il 28. Chiuderemo in bellezza. Ma sì. Benissimo.
E Grazie, allora, un a saluto a presto, tutti. noi adesso andiamo in pausa e torniamo con Massimo Ranieri, Rose Rosse, 1968. Avete ascoltato Conto Corrente. It's a crime. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te Antonino. Grazie Andrea, rieccoci le 19:02 qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Qualche zappa che è giunta al 340-670-9659. Attivate l'autonomia per rimandare nei loro paesi quei soggetti pericolosi, anche dei capi popolo e famiglie che non accettano le nostre tradizioni cristiane europee. Ancora, ne stanno arrivando anche dalla Turchia in una situazione di allarme terrorismo. Ancora, stanno già portando qui la poligamia e la pedofilia. Beh, la pedofilia c'era già, non c'era bisogno di importarla. In questo momento abbiamo bisogno anche di Vannacci. Oltre che votare 2 candidati della Lega, voto pure Vannacci e Anna Maria da Vicenza. Adesso però noi andiamo a Berlino. E in particolare nell'andare a Berlino andiamo a incontrare Roberto Giardina, che stamattina ha scritto un interessante articolo sulla Costituzione italiana e la Costituzione tedesca, affinità e differenze, e forse c'è qualcosa che potremmo imparare noi da loro. Non ci credete?
a parte un piccolo momento di defiance con il telefono, state a sentire che cosa mi ha detto. Andrea, quando vuoi vai. È tornato a trovarci un amico, oltre che un valentissimo collega, Roberto Giardina. Voi tutti lo conoscete perché lui vive in Germania da tanti anni, soprattutto nella sua carriera di inviato, ha collaborato con varie testate, da ultimo anche con Italia Oggi. Allora Roberto, senti, tu stamattina sei in pagina con una comparazione tra la Costituzione italiana e quella tedesca, che in realtà si assomigliano molto, eccetto che per un punto fondamentale, la sfiducia costruttiva. Sì, le due Costituzioni si assomigliano perché furono imposte sotto banco dalle potenze alleate dopo la guerra. L'Italia e la Germania erano sconfitte e naturalmente soprattutto gli americani temevano una ricaduta in una dittatura, il nazismo in Germania, il fascismo in Italia, quindi si preoccuparono di imporre certe norme. E quindi diciamo le due Costituzioni sono abbastanza simili, anche per esempio il ruolo del Presidente della Repubblica è praticamente uguale, sia Steinmeier in Germania e Mattarella in Italia hanno gli stessi poteri, hanno un ruolo diciamo di custode della democrazia, di notaio della democrazia, per così dire, insomma. Mentre poi ci sono, come dicevi tu, delle differenze che però sono fondamentali. Ecco appunto, delle differenze di tipo fondamentali, una delle quali per esempio la Germania è anche uno Stato federale, contrariamente all'Italia che, come ci hanno insegnato a scuola, è regionale, che è diverso. Antonino? Sì, eccomi, mi senti? No, sento lontanissimo di nuovo. Eccomi qua di nuovo. Vediamo se mi senti meglio adesso. Ci sei? No. Niente proprio? Strana questa cosa. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Adesso ti sento di nuovo. Ok, ringraziamo i telefoni italiani. Senti, ti stavo dicendo, tra le differenze c'è anche il fatto che la Germania è federale, si basa sui Länder, mentre noi siamo regionalizzati, che è diverso. Sì, noi cerchiamo sempre si parla sempre di imitare la Germania, ma poi aggiungiamo con le modifiche all'italiana. Ma queste modifiche all'italiana poi sono diciamo molto, molto importanti. Come dicevi tu, la Germania è uno Stato federale, noi abbiamo cercato di dare autonomia alle regioni, ma in Germania diciamo i Länder, le regioni sono gli antichi stati tedeschi, mentre da noi naturalmente sarebbero molto pochi il Regno delle Due Sicilie, lo Stato del Vaticano, insomma, oppure il Piemonte, quindi solo di meno. Quindi le due Camere, noi abbiamo il Senato e il Parlamento, loro hanno il Bundestag, che sarebbe il Parlamento, e poi il Bundesrat, che sarebbe la Camera delle Regioni, cioè degli Stati, in cui i vari Stati mandano dei rappresentanti in proporzione alla popolazione, però corretta, se no naturalmente 3 regioni avrebbero la maggioranza assoluta sempre, e quindi sono corrette anche in rapporto ai risultati elettorali dei vari partiti nelle regioni. E questo però Bundesrat, questa Camera delle Regioni, ha il diritto di veto su tutte le leggi del Parlamento che abbiano un'importanza regionale, quindi quasi tutte. Quindi, siccome si vota nelle regioni in tempi diversi rispetto alle elezioni nazionali, si ha una maggioranza spesso diversa, e quindi diciamo che il governo centrale è costretto a trattare sempre quasi tutte le leggi con l'opposizione. Si crea una specie di una rapporto leale tra chi ha il potere e chi è al momento all'opposizione, e quindi si va avanti. E Renzi, se ti ricordi, con il referendum voleva cambiare il nostro Senato, sempre imitando la Germania. Ma sì, Senato delle Regioni. Sì, però sarebbe stato un Senato di 100 senatori che diventarono degli yes men, costretti a dire sempre sì, quindi era tutto in realtà un Senato molto diverso dalla Camera delle Regioni tedesca. Poi un altro punto è il tetto per essere rappresentati in Parlamento. A 5% in Germania, da noi
e al 4, però da noi ci si mette insieme prima del voto per superare questo sbarramento, poi ci si divide dopo. In Germania questo non è possibile, chi cambia casacca sono sempre molto pochi, è un caso raro, e chi cambia viene poi punito dagli elettori. Da noi in realtà non so quanti siano, ma in una legislatura almeno io credo più di 100 deputati cambiano una o due volte la maglia per cui sono arrivati in Parlamento, quindi la situazione poi è sempre diversa tra i voler imitare quella realtà concreta dopo. Insomma, diciamo che è un sistema molto più stabile, ecco. Sì, e poi, Dimmi, e poi? e poi dicevo c'è anche il fatto che una norma che noi dovremmo imitare, che non avremo mai avuto la forza di copiare, è il voto di fiducia costruttivo. Cioè non basta mettere in minoranza un governo per farlo cadere, deve proporre anche chi lo batte, deve proporre una nuova maggioranza in grado di governare, e questo avrebbe impedito da noi decine di crisi in questi quasi 80 anni di Repubblica Italiana, quindi questo è il fatto che rende la Germania più stabile. Questo voto di fiducia costruttivo fu chiesto una o due volte, e poi però una volta fallì, una volta che vinto, poi furono indette elezioni anticipate per chiedere agli elettori una conferma. Senti, ma secondo te qual è più democratico tra i due paesi, il nostro o la Germania? Soprattutto il premierato come viene visto? Ecco, non vorrei essere buonissimo, penso che sarebbe un pareggio, anche le nostre due Costituzioni sono buone, diciamo, una Costituzione perfetta non può esistere, quella molto bella, si disse che era la più bella al mondo, quella della Repubblica di Weimar, per un eccesso di democrazia contribuì all'avvento di Hitler, perché i partiti continuavano a litigare, e per questo poi dopo si mise uno sbarramento a essere rappresentati, per impedire che ci fossero troppi partiti. Diciamo che nessuna Costituzione può funzionare se non viene rispettato lo spirito democratico, è questo che conta, perché nessuna norma può contemplare tutte le possibili eccezioni. Io non sono così pessimista, io trovo che da noi ci sia un livello di democrazia molto buono, come c'è anche in Germania. In Germania diciamo che la macchina funziona forse meglio perché ci sono questi collettivi che da noi verrebbero considerati antidemocratici, ma c'è un limite per fare funzionare il motore, diciamo. Sì, appunto. Però, diciamo così, il premierato come viene visto dalla Germania? Perché in fondo loro hanno il cancellierato, non mi pare molto diverso. No, è così, da noi in Germania verrebbe visto molto male, perché anche questo non si può modificare una norma senza modificare anche le altre, quindi per avere un presidente eletto dal popolo e avere un primo ministro eletto direttamente dal popolo, come avviene diciamo col presidente della Repubblica francese o il presidente americano, ci vorrebbe poi un Parlamento molto forte, perché spesso sia in Francia che in Germania il Parlamento è di seggio opposto a quello del Presidente della Repubblica, quindi si ha una maggioranza diversa e frena il potere di questo Presidente eletto dal popolo, che se non avesse una controforza diventerebbe un dittatore a tempo, con la tentazione di diventare poi un dittatore a tempo illimitato, quindi non si può cambiare di colpo una norma per eleggere il Presidente dal popolo. Tu parli del cancelliere tedesco, il cancelliere tedesco in realtà ha più poteri di un primo ministro italiano. Il cancelliere può licenziare un ministro, da noi no. È vero che anche in Germania si è realisti, generalmente il cancelliere ha licenziato ministri che appartenevano al suo stesso partito, lo fece Schröder ai suoi tempi, l'ha fatto anche la cancelliera Merkel, quindi però il cancelliere funziona ed funziona in Germania nonostante che abbia poi contro i premier regionali locali, quindi deve anche lì avere a che fare come un principe con i suoi baroni di cui deve tenere conto.
Sicuramente. Senti, c'è qualcosa che noi potremmo importare dalla Costituzione tedesca, oltre alla clausola di sfiducia costruttiva? Ecco, io direi che quello che conta è diciamo, forse voglio usare un termine sbagliato, la morale democratica, cioè per esempio un partito che ha il governo in Germania come i liberali adesso o che se si votasse domani arriverebbero al 4%, quindi sotto la clausola del 5%, continuano a non chiedere elezioni anticipate, non escono dal governo per restare fedeli al mandato. Questo da noi avviene di rado, diciamo, o quasi mai. Quindi però questa morale democratica è difficile da imitare. Ecco, e questo è probabilmente il difetto di fondo, che siamo italiani, va. Senti, so che stai girando l'Italia per presentare il tuo bellissimo libro Lampedusa 54, la cronaca di un'estate. Sì. Come stanno andando le presentazioni? Sì, il mio libro su Lampedusa, l'estate che durò una vita, Lampedusa 1954, sta andando bene. L'ho presentato al Salone del Libro a Torino e poi adesso di recente a Lampedusa, dove il mio editore, che è palermitano, ci teneva a tenere un incontro con i possibili lettori. Io non tornavo sulla mia isola da 50 anni e quindi avevo un po' paura, diciamo, temevo di rovinare i miei ricordi. Ho trovato un'isola ovviamente molto cambiata, ma diciamo anche nel bene, stanno meglio nonostante tutto. Ci sono turisti, nonostante l'arrivo, continuo arrivo di fuggiaschi, di profughi dalla Libia, dalla Tunisia, e quindi tutto funziona. Ho rivisto la casa della mia famiglia, che è ormai ridotta a una rovina, che adesso si trova proprio accanto al campo dove vengono accolti i profughi. Quindi è stato un incontro per me molto emotivo. Il pubblico ha reagito bene, diciamo, come autore sono contento perché hanno comprato quasi tutti i libri, sono rimasti soltanto 3 copie, e diciamo che però il pubblico era composto anche da non lampedusani, da gente che è arrivata sull'isola, che ci vive anche da 20-30 anni, e che mi hanno detto sì, ma chi vive qui non diventa lampedusano neanche dopo una vita. E questo però è quello che avviene in tutte le piccole isole. Infatti. Senti, ma anche qui che cosa potremmo importare noi dalla Germania in termini di immigrazione? In termini di? Di gestione dell'immigrazione. Ah, ecco, questo, anche i tedeschi hanno problemi anche loro, perché ogni giorno arrivano 1000 richiedenti asilo politico e non sanno più come fare, perché adesso per esempio in un paese dell'ex Germania Est, Upal, dove ci sono appena 500 abitanti, volevano mettere 1000 profughi, e poi per le proteste dei locali si sono ridotti a 200, perché sono sempre troppo rispetto alla popolazione. Questo è un po' il simbolo della Germania. Ci sono grandi problemi. Appena qualche giorno fa un profugo afghano ha ucciso un poliziotto tedesco, però non riescono a espellerlo, perché non vogliono espellere nessuno verso l'Afghanistan, e quindi ci sono vari problemi. Un nigeriano che ha violentato una bambina di 4 anni è stato espulso, ma l'espulsione è costata 124.000 euro. Quindi poi la situazione reale è molto diversa. Quindi questo ha provocato anche l'aumento dei voti per l'AfD, il partito dell'estrema destra. Quindi si trova in una situazione simile alla nostra. Tieni conto che da loro l'assistenza non finisce quando uno sbarca. Dopo un certo periodo i profughi hanno il reddito di cittadinanza, cioè quasi 500 euro al mese, più la casa, più l'alloggio, e questo costa miliardi di euro all'anno. Quindi si trovano davanti a un problema molto simile a quello italiano. Sicuramente. Senti Roberto, allora io ti ringrazio del tuo tempo e ci risentiremo presto, va bene? Grazie Antonina, ti ringrazio. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
A te Antonino. Grazie Andrea. Bene, avete ascoltato le parole del nostro Roberto Giardina e adesso abbiamo l'ultimo intervento di questa sera, l'ultimo faccia a faccia, dopodiché apriremo i telefoni allo 0292947222. Isabella Tovaglieri stamattina ha ricevuto un avviso di garanzia. La colpa, o meglio, si ipotizza per lei l'istigazione all'odio razziale. Pensate un po'. Perché? State a sentire che cosa mi ha detto in questa nostra conversazione qualche minuto fa. Vai pure Andrea, vai. Allora, io stasera veramente mi trovo una sorpresa che mi lascia davvero esterrefatto. C'è al telefono con noi Isabella Tovaglieri, eurodeputata per la Lega. La ringrazio tra l'altro del suo tempo. Isabella, io stamattina ho letto un comunicato stampa in cui si parlava di una denuncia per istigazione all'odio razziale addirittura. Ma che è successo? Mi sono appunto ritrovata denunciata per reato di diffamazione a mezzo stampa e per istigazioni a delinquere per motivi di odio razziale, etnico e religioso. Francamente sono trasecolata perché difficilmente riesco a trovare atteggiamenti, dichiarazioni mie che possano allinearsi a queste accuse. Chi mi conosce sa che sono una persona che esprime la propria opinione in maniera ferma e determinata, ma sempre in maniera rispettosa e come dire, appunto rispettosa delle opinioni altrui. Per cui questa notizia mi ha dispiaciuta innanzitutto perché subire un'indagine non è mai piacevole, sebbene l'indagine fosse dovuta, però ecco, se questo è il prezzo da pagare per esprimere liberamente la mia idea, e allora sarò disposta a pagarlo, anche perché appunto io non penso di dire nulla di discriminatorio, di istigare nessuno all'odio, se continuo a ribadire un principio sacrosanto tale per cui chi sceglie di vivere nel nostro paese ha il dovere morale imperativo di rispettarne le regole, ma anche gli usi, i costumi e le tradizioni. Proprio in questi giorni io ho fatto presente che per me è surreale vedere le immagini dell'Università di Torino, dove spesso nelle università, che dovrebbero essere il tempio della cultura, del sapere e anche di conseguenza della tolleranza, si fanno delle polemiche assurde per rimuovere un crocifisso dall'aula perché si ritiene che sia offensivo nei riguardi di chi non professa la religione cristiana, e già di per sé fa ridere questa cosa, ma poi ci ritroviamo l'Università di Torino occupata da una manifestazione di sedicenti manifestanti pro-Palestina e si improvvisa un sermone da parte di un imam all'interno di un'aula dove uomini e donne sono separate e le donne sono stipate in un recinto come galline. Quindi se questo è il prezzo da pagare per continuare a dire che quel modello di integrazione non ha nulla a che vedere con noi, e finché ne avrò la facoltà e la possibilità lo combatterò e lo osteggerò e farò in modo che invece sia il nostro modello culturale ad avere il sopravvento, allora questo prezzo lo pago anche volentieri. Se mi costa il processo lo affronterò. Ecco, tra l'altro io vorrei ricordare a chi mi ascolta che quando Benedetto XVI, quindi non proprio l'ultimo degli scappati di casa, ma una delle menti più fini e preparate della seconda metà del XX secolo, venne invitato alla Sapienza di Roma, ci fu una lettera firmata dai professori allora, tra cui il Nobel Giorgio Parisi, perché dobbiamo ricordare anche questo, in cui si diceva no, il Papa all'università no, perché l'università è un posto che deve restare laico. Però l'imam che si fa il suo sermone va benissimo, e va benissimo scene
dell'altro mondo, perché abbiamo riportato indietro le lancette dell'orologio della storia di secoli in Italia. Vedere uomini e donne separate e le donne addirittura isolate in un recinto, quello per loro va bene, all'insegna della laicità, che tanto appunto non va bene quando c'è il crocifisso, ma la si può calpestare se invece si inscena occupando abusivamente l'università un sermone. Quindi è questo doppiopesismo che faccio fatica a comprendere, però ripeto, io continuerò a rivendicare questo principio sacrosanto che è alla base della pacifica integrazione. Chi sceglie di vivere nel nostro paese deve rispettarne regole, usi e costumi. Ed è un principio che condividiamo in pieno, quindi grazie. Anche perché recentemente sono stata anche a visitare un mercato a San Siro e mi sembrava di essere tornata al mercato di Molenbeek, che già 5 anni fa avevo denunciato. Io dico sempre che i primi elementi di integrazione sono lingua e lavoro. A me è spiaciuto vedere, al di là di donne solo velate in questo mercato, ma donne che parlavano per lo più in arabo, e soprattutto su 30-40 banchi al mercato gestiti appunto da arabi, da musulmani, non ce n'era uno gestito da una donna, mentre se noi andiamo nel nostro mercato sotto casa è normale vedere un'ambulante donna o moglie e marito, figlia, mamma, di lì nessuno, quindi evidentemente c'è anche un problema di esclusione dal lavoro da parte di donne che magari vorrebbero lavorare ma non gli viene consentito, e secondo me chi fa politica ha quantomeno il dovere morale di sollevare il velo di ipocrisia e parlare di questi temi. Certamente, e a maggior ragione chi ascolta questa radio ha il dovere di farsi un'opinione su questo. Bene. Grazie Direi ancora. che allora, grazie a voi dello spazio e buona serata a tutti. Di nuovo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Antonino, a te. Grazie Andrea, noi abbiamo 4-5 minuti liberi, quindi 029294 7222 se volete intervenire per telefono, 340 670 9659. Avete ascoltato quindi le parole di Isabella Tovaglieri, avete ascoltato anche i suggerimenti del nostro Roberto Giardina. Mi pare che sia stata una puntata abbastanza densa, anche vi ricordo l'intervento di Felice Manti, come sempre all'altezza in merito alla questione immigrazione, e poi Antonio Zennaro con i suoi suggerimenti economici. Diciamo che non mancano le proposte e non mancano gli spunti di riflessione. Tra l'altro noi abbiamo un qui Parlamento poi alle 19:30 con l'onorevole Alberto Stefani. Andiamo a dare un'occhiata alle agenzie, se voi nel mentre non telefonate, e vediamo un pochino che cosa sta succedendo in questo nostro vasto mondo alle 19:26 minuti e 22 secondi. L'ANSA apre con l'Europa. Berlino non si fida di Putin, entro il 2029 dobbiamo essere capaci di affrontare una guerra. Il ministro della difesa tedesco Pistorius: servono uomini e donne in grado di difendere la Germania, quindi la Germania va verso il riarmo. Poi ancora Meloni visita l'hotspot per migranti, in Albania un investimento, pronti da agosto, si parte da 1.000 posti, poi 3.000. Amanda Knox, confermata la condanna per calunnia a Lumumba, mi ha pugnalato. E il forum ANSA con Carlo Calenda: il decreto sanità è una vergogna, illude chi attende le cure. Già che ci siamo, eccoci qua. È stata condannata, ve la ricordate forse questa stilista? Elisabetta Franchi si chiama, assumo donne solo over 40, condannata la stilista Elisabetta Franchi, discriminazione faccia corsi in azienda, le polemiche nel 22. Sulle donne sopra i 40 anni aveva detto: se dovevano sposarsi sono già sposate, se dovevano far figli li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello, e quindi diciamo che io le prendo
che hanno fatto tutti i 4 giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano H24, questo è importante. Oggi il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il carattere discriminatorio delle parole della stilista Elisabetta Franchi che scatenarono polemiche. La giudice della sezione lavoro, Francesca La Russa, ha disposto a carico della società Betty Blue una somma di 5.000 euro a titolo di risarcimento a favore dell'Associazione contro le discriminazioni con sede a Busto Arsizio e che aveva presentato ricorso con i suoi legali. E ha condannato la SPA anche alla pubblicazione a proprie spese entro 30 giorni alla sentenza su un quotidiano. In più, con decisione innovativa, la giudice ordina sempre a Betty Blue di promuovere un consapevole abbandono dei pregiudizi d'età, genere, carichi, impegni familiari nelle fasi di selezione del personale per le posizioni di vertice ed entro 6 mesi adottare un piano di formazione aziendale sulle politiche contro la discriminazione che preveda la realizzazione di corsi annuali con l'intervento di esperti ai quali siano chiamati a partecipare obbligatoriamente tutti i dipendenti. Se la società non attuerà tali provvedimenti, scrive ancora la giudice, dovrà versare 100 euro all'associazione per ogni giorno di ritardo. Con questo noi abbiamo finito, adesso qui Parlamento e poi Gautier, Somebody I Used to Know del 2011, scelto stasera per noi da Erika. Appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Qui Parlamento. Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Devo dire che leggo con stupore il contenuto delle pregiudiziali al disegno di legge sull'autonomia differenziata, un disegno di legge che si pone nel pieno solco della Costituzione e che anzi trova la sua legittimazione giuridica proprio nell'articolo 116, comma terzo della stessa Costituzione, così come introdotto dalla riforma del titolo quinto votata dal centro-sinistra nel 2001. Un disegno di legge che tra l'altro è stato autorizzato, la cui presentazione è stata autorizzata dal Presidente della Repubblica il 23 marzo del 2023. Una firma che, come ci ricorda la dottrina giuridica, come ci ricordava già Einaudi nel 1956 nel suo scrittoio del Presidente, non è una firma meramente materiale, ma è la sede anche per rilevare eventuali motivi di incostituzionalità. È un disegno di legge che è estrinsecazione dell'articolo 5 della Costituzione. Prima l'onorevole Cooperlo citava appunto l'articolo 5 leggendo le prime 3 parole, ma se noi leggiamo la continuazione di quell'articolo, la Costituzione ci dice che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Questo dice l'articolo 5. Riconosce le autonomie locali come qualcosa di precostituzionale, qualcosa anche di pre-repubblicano che la Repubblica riconosce, dotate di una loro intrinseca identità. È un disegno di legge, quello che voi vorreste oggi dichiarare incostituzionale, che risponde al principio di sussidiarietà verticale, anche questo sancito dalla nostra Costituzione nell'articolo 118, un articolo che ci dice una cosa semplice, che più si avvicina il decisore al territorio, ma il migliore sarà l'efficacia dell'azione amministrativa di quell'ente nei confronti di quel territorio. Migliori saranno le risposte che quell'ente sarà in grado di offrire agli interessi particolari dei propri cittadini. Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il